Bentrovati, torniamo puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi, per parlare dei nostri diritti come cittadini, e lo facciamo insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero. Bentornato, Bentrovati, avvocato. La scorsa settimana ci eravamo lasciati con una promessa fatta da una nostra telespettatrice, una telefonata che era giunta proprio in chiusura della nostra trasmissione e riguardava l'invalidità, l'iter per ottenere l'invalidità, chi ne ha diritto, l'indennità di accompagnamento. Ricordo ancora la nostra telespettatrice, perché noi poi ci ricordiamo tutto, non manteniamo le promesse, che insomma aveva questo problema, una malata oncologica da 10 anni, aveva delle conseguenze, ecco, per quanto riguarda la malattia, le ha lasciato delle conseguenze che le impedivano di camminare e di svolgere le normali attività quotidiane, però non aveva un'indennità di accompagnamento. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Invalidità, indennità di accompagnamento, non sempre insomma sono la stessa cosa, ecco, cioè non vanno sempre di pari passo. Non perché non sono la stessa cosa e naturalmente hanno delle premialità in termini di assistenziali e previdenziali diverse. Per i malati oncologici abbiamo sempre ricordato che la fase di attacco della malattia, quindi l'esordio, hanno diritto all'indennità di accompagnamento, perché praticamente presupposto per questa indennità è che nella fase di attacco della malattia, quindi di contrasto della malattia, naturalmente il soggetto che purtroppo è affetto da tale patologia non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Per cui questo è un automatismo di legge che è indipendente dal reddito. Per cui per il semplice fatto dell'esordio e contrasto della malattia ha questa premialità, che ha una vigenza molto breve in quanto presuppone la corresponsione solo nella fase di prima attacco della patologia. Quindi quando della si malattia. fa la chemioterapia, per essere chiari. In pratica quando si fa il primo ciclo addirittura di chemioterapia, per cui poi è revocata. Che cosa succede? Se poi la malattia ha degli esiti permanenti, allora lì entriamo in un altro ambito. E qua ritorniamo alla domanda che ci fece la telespettatrice la scorsa settimana, che o per malattia oncologica o per altre cause, praticamente può residuare o può sorgere in capo al soggetto una invalidità, la cosiddetta invalidità civile. L'invalidità civile conosciamo che ci sono di due tipi, fino al 99, dal 74 al 99%, poi il 100%, poi a secondo della gravità, se è di gravità tale, che sarebbe l'articolo 3,3 della legge 104, poi si può avere diritto all'indennità di accompagnamento. Però qui dobbiamo fare una distinzione. Chi ha una invalidità, e ricordiamo, l'invalidità non è semplicemente avere la patologia, ma bisogna richiederla. Tutte queste diciamo, indennità, la materia previdenziale è sottoposta a istanza di parte, per cui bisogna richiedere l'accertamento dello stato di salute, quindi in questo caso dell'invalidità. E come si fa? Molto semplicemente, lo ricordiamo, dal proprio medico di famiglia, che accerta, prescrive, relaziona su quello che sono le condizioni fisiche del soggetto richiedente e trasmette online, quindi solo online, all'INPS praticamente la richiesta di invalidità, di accompagnamento e di qualunque altra prestazione, quindi previdenziale. L'INPS
valuta la domanda e la commissione di prima istanza INPS chiamerà a visita il soggetto. Il soggetto che è sottoposto a visita alla commissione di prima istanza INPS gli verrà notificato l'esito di questo giudizio medico-legale. Questo giudizio medico-legale, se positivo, naturalmente avrà in automatismo, diciamo, le prestazioni di legge. Se invece non è, è negativo, il soggetto che riceve il verbale negativo ha 6 mesi di tempo per impugnare questo verbale davanti all'autorità giudiziaria. Autorità giudiziaria che è il tribunale per territorio, cioè dove è residente il richiedente, lavoro e previdenza, e praticamente si svolge attraverso la richiesta di un medico legale nominato dal tribunale che sottoporrà a nuova visita il soggetto e lì praticamente verrà dato un esito di conferma o di negazione diciamo, del verbale della commissione di prima istanza dell'INPS. Perfetto. Anche tale valutazione sottoposta a impugnazione. Ritorniamo alla invalidità. Bisogna fare un discrimine fra l'invalidità, quella che il soggetto ha al 100% o è parziale, perché qui entriamo nel discorso invece del reddito. E quindi per quanto riguarda, sono praticamente circolari INPS 2020 che mi sono premurato naturalmente di scaricare. E praticamente per il 2020 gli invalidi totali, quindi al 100%, si troveranno 286,81 di indennità mensile ed il reddito che non devono superare, quindi ecco perché l'ISEE, è di 16.982,49. Stiamo parlando di quelli totali. Di 100%. Poi andiamo a vedere i parziali. Anche perché ci sono dei casi in cui vengono giudicati invalidi al 100% e non c'è nessun emolumento. Ecco, vediamo perché. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Abbiamo la telefonata? Pronto? No, possiamo... Sì, abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto, signora San Fele. Da dove chiama? Da San Fele. Da San Fili, benvenuto, prego. No, volevo mio marito per la pensione in invalidità. Lo so che ci ha dato poco. No, voglio domandare all'avvocato se mio marito per la pensione di invalidità, quasi 400 euro, poteva pigliare assai. Prende una pensione di invalidità, mi pare di aver capito, che secondo lei è poco, 400 euro circa, quindi una pensione, parliamo di invalidità in questo caso, indennità di accompagnamento, credo che l'indennità sia più alta. Bisogna vedere quello che è, perché l'indennità, allora, se è invalido, l'abbiamo ricordato prima, se è invalido al 100% prende 286,81, se ha un reddito ISEE non superiore a 16.932. Se ha un'invalidità invece parziale, scende il reddito a 4.926,35, sempre prendendo 286,81. Molto probabilmente vostro marito non prende solo l'invalidità, perché se è invalidità, se è un assegno di invalidità, però avrà qualcos'altro, perché già 400 euro è superiore all'indennità che viene corrisposta, per cui vostro marito naturalmente è in età lavorativa. No, l'avete Cos'è? È pensionato? No, avanzata, ha 65 anni. Ha 65 anni? Ha superato i 65. Ha superato i 65 anni. Vabbè, attualmente è 67, quindi dovrebbe, percepisce anche una sorta di pensione, signora? No, diciamo
a pigliare cosa, ci avevate 280 euro, sapete poi ci hanno aggiunto una 100 euro e arriva a 400. Perciò allora vostro marito questa somma di 400 euro non è soltanto per l'invalidità, quindi No, molto probabilmente nel corso della vita lavorativa vostro marito avrà versato contributi e gli avranno dato qualcosa del genere, perché questo è, perché vi ripeto, le somme limitatamente all'invalidità, anche se fosse totale, sono 286 euro e 286 euro mensili, 81, sono sia per gli invalidi al 100% che per gli invalidi parziali dal 74 al 99. Cambiano solamente i limiti di reddito, per cui, come abbiamo detto prima, gli invalidi al 100% 16.008, così per capirci bene, 16.009. Gli invalidi parziali prendono sempre la stessa indennità, però scende l'ISE a 4.900, per cui sicuramente avrà qualcos'altro. Cioè, quindi in aggiunta, quindi non avrà soltanto quello, però vi consiglio a questo punto, perché se vostro marito è in età pensionabile, quindi non so che lavoro ha fatto prima dei 65 anni, non so che lavoro ha fatto, per cui adesso a 67 anni si matura il diritto di andare in pensione. Non so vostro marito che cosa ha fatto nell'età lavorativa. l'operaio, diciamo l'operaio. Operaio, per cui avrà versato contributi, eccetera, eccetera, è andato in pensione, perché non so se rientra per la mansione che aveva vostro marito nei lavori usuranti, per cui c'ha delle premialità, diciamo, in termini di anni, però non raggiungendo, se mi dice che ha 400 euro, vostro marito, se l'ISE avete il reddito che deriva solamente da questa diciamo, indennità che prende vostro marito, potete, in attesa di andare a verificare il perché prendete con diciamo, un'invalidità solo 400 euro, accedete alla pensione di cittadinanza, per cui perlomeno viene alzata quella cifra. Se chiaramente bisogna vedere l'ISEE sempre. Bisogna vedere l'ISEE, perché l'ISEE ci dà tutti diciamo, i parametri, però io vi consiglio di rivolgervi a un patronato, perché voi mi avete detto la vostra situazione, però forse è meglio che un patronato con la posizione previdenziale di vostro marito, cioè entra nelle banche dati dell'INPS e praticamente vede qual è la situazione, perché sicuramente queste 400 euro non sono di indennità di invalidità, non è l'invalidità. E non è neanche l'indennità di accompagnamento, l'indennità di accompagnamento assolutamente no. È un po' più alta, ma di poco, Sì, però l'indennità di accompagnamento, che lo diciamo ora, prescinde dal reddito, per cui quella prescinde dal reddito, per cui sicuramente si tratta di altre voci che incidono su quello che vostro marito sta percependo. Per cui rivolgetevi comunque a un patronato, perché la somma è molto bassa. Va bene signora, grazie comunque. Allora, dicevamo, per quanto riguarda l'invalidità, ci sono anche persone che hanno il 100% di invalidità, alle quali però non viene riconosciuto questo accompagnamento, ecco, l'indennità di accompagnamento. Magari ci sono persone che hanno fatto la richiesta per ottenere l'indennità di accompagnamento, riconosciuta l'invalidità, però non c'è niente, insomma, nessun... Perché l'indennità a chi non viene... Allora, l'invalidità riconosciuta al 100%, se si supera i 16.900 euro di reddito ISE, non porta ad alcun emolumento economico, se è 100%. Se da 74 al 99%, il limite di reddito scende a 4.900 euro, per cui se uno ha più di 4.900 euro viene riconosciuta un'invalidità civile dal 74 al 99, nulla percepisce. Invece l'indennità chi ha il 100% e ha un reddito ISE superiore a 16.900 euro non avrà riconosciuto nulla.
Ok, invece l'indennità di accompagnamento invece prescinde dal reddito, per cui indipendentemente dal reddito che ha una persona, l'indennità di accompagnamento c'è l'emolumento e ricordiamo che per il 2020 è 520,29. Ecco, mi ricordavo poco più alto, insomma, Sì, delle 400. rispetto al 2019 praticamente che era 517 hanno aumentato di 3 euro. Beh, mi Per pare cui con giusto. la contentezza, Quindi viene diciamo, riconosciuta l'indennità di accompagnamento alle persone che non sono in grado di di compiere gli svolgere. atti Ecco, quotidiani della vita e questa indennità di accompagnamento prescinde dal reddito, per cui ecco. non c'entra niente il reddito ISEE. Però Ecco, le malattie per esempio neurodegenerative, insomma, i pazienti affetti da queste malattie dove, insomma, che hanno difficoltà a svolgere le quotidiane attività, allora quelli sono i casi in cui viene riconosciuta appunto l'indennità di perché accompagnamento. la regola principe è coloro che non sono in grado di deambulare Ecco. autonomamente, però non soltanto quelli, infatti le malattie, tutte quelle neurodegenerativi, i sordi, i sordomuti, i ciechi, quelli lì hanno l'indennità di accompagnamento in automatico. Perché serve? Perché quello è in automatico, Ecco. perché l'indennità di accompagnamento è praticamente per sopperire all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Perfetto. E quindi questa somma di denaro. Ecco, quindi, speriamo di aver risposto perché molte persone Speriamo, dicono sì, perché c'è io molta ho l'invalidità confusione. al 100% però non mi hanno dato nessun Allora, non c'entra accompagnamento, non è assolutamente niente automatico. perché l'invalido al 100% non è l'inabile al lavoro, l'invalido al 100% può essere utilmente collocato a lavoro, ma abbiamo gli esempi che sì, i ciechi, i sordomuti sono utilmente collocati al lavoro, quindi non c'entra niente, non è l'inabile al 100%, che è Quindi, infatti bisogna fare un po' di... altre ipotesi di invalidità. Intanto salutiamo avvocato chi è in linea in questo momento. Pronto? Buonasera, sono Franco, chiamo da Cosenza. Da? Cosenza. Da Cosenza, perfetto. Posso? Sì, prego. Allora, volevo chiedere sul reddito di cittadinanza, come mai questo mese noi, ma non soltanto noi, tantissime persone, abbiamo trovato una decurtazione della somma che ci veniva data piuttosto notevole, chi 250, chi 300, chi 380, come mai? Cosa è successo? Quindi questa decurtazione sull'importo del reddito di cittadinanza, siamo al compleanno del reddito di cittadinanza? Sì, domani compie il primo compleanno Del reddito di il cittadinanza. reddito di cittadinanza. Allora, però in questo anno, lo abbiamo detto più volte, molte cose sono cambiate. Molte cose sono cambiate perché ha ragione il telespettatore. Questa è una misura che è stata emanata e che man mano viene modificata nei termini. Che cosa significa? Moltissime persone che percepiscono il reddito di cittadinanza si troveranno somme decurtate. Perché? Mentre prima, cioè naturalmente, molte voci non concorrevano al limite del reddito e quindi erano escluse le prestazioni assistenziali e previdenziali, adesso queste sono incluse nel reddito. L'indennità di accompagnamento è vero che non fa reddito, però viene inclusa con delle percentuali. Ed è anche vero che a distanza di un anno, quindi con l'ISEE 2020, viene computato a reddito anche le somme che si sono percepite a titolo di reddito di cittadinanza. Per cui si comprende bene che ci sono molte persone che si ritrovano veramente da 7,80 a 100 euro, perché praticamente... Addirittura questo taglio... Questo taglio, per cui è vero che siamo in attesa di un adeguamento, perché è un buco proprio della legge questo, un errore legislativo, per cui tutto ciò che si è preso nell'anno 2019 a titolo di reddito di cittadinanza
Quella è la base per il sommare il reddito, come se uno avesse lavorato. Però questo è sommamente ingiusto, lo abbiamo detto, perché tanto è vero che il reddito di cittadinanza non è una voce stipendiale, né è possibile equipararla a una voce stipendiale, perché è un provvedimento ministeriale volto a far uscire, a contrastare il fenomeno della povertà. Infatti le somme a titolo di reddito di cittadinanza sono impignorabili, quindi non devono entrare a far parte del reddito. Tanto è vero che fra la scelta dell'ISEE ordinario e dell'ISEE corrente, naturalmente noi stiamo consigliando, se uno ha percepito nel 2019 soltanto il reddito di cittadinanza, di ossequiare la legge, cioè di produrle l'ISEE ordinario. L'ISEE ordinario è la fotografia socio-economica del nucleo familiare fino al 31/12/2018, quindi esclude il 2019. Quindi stiamo consigliando di fare quello che dice la legge, Quindi ISEE attenersi. ordinario. In questo caso fare l'ISEE corrente potrebbe essere L'ISEE corrente potrebbe controproducente. portare, in attesa dell'aggiustamento legislativo, potrebbe portare a chi percepisce il reddito di cittadinanza a decurtazioni che praticamente ante reddito di cittadinanza, perché praticamente se si va a sommare quello che si è preso a titolo di ci sono nuclei familiari che prendono 1.500 euro, se gli va a regime questo, praticamente hanno prodotto un reddito di 18.000 euro l'anno, glielo tolgono. Quindi insomma è un po' Quindi di è confusione è assolutamente stata fatta. ecco, proprio nella legge, per cui aspettiamo che ci sia una correzione. Allora sì, devo andare in pubblicità, chiedo scusa, devo dare la linea alla regia, se vuole può rimanere ancora collegato con noi, ma io ho un tassativo, devo dare la pubblicità. A tra poco. Sì, aspetta, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, non so se ancora abbiamo in linea il nostro telespettatore. Sì. Eccoci. Allora. No, volevo fare questa domanda. Sì. Io l'ISEE che ho presentato a questo gennaio di quest'anno, quindi riferito al 2018, riportava un certo reddito comunque inferiore ai 6.000 euro, forse perché avevo fatto un tirocinio nel 2018 presso un ente statale, presso la MIBAC, diciamo. È possibile che il tirocinio venga incluso come reddito? Il tirocinio? Se è retribuito, era un tirocinio retribuito. Il tirocinio presso il MIBAC, quei tirocini regionali. Retribuito? Come? Sì, restituito, 500 euro al mese ci venivano dati, ma senza contributi né niente, era solo un riconoscimento. Sì. Certo. Ed è possibile, voi poi avete fatto la domanda di reddito, l'avete fatta nel 2019? Sì, esatto, nel 2019. Nel 2019 adesso voi avete percepito fino ad ora il reddito di cittadinanza? Sì, esatto. E adesso voi avete prodotto, sicuramente non ce lo dovete dire naturalmente, avete preso naturalmente più di 500 euro al mese? No, erano 500 euro al mese, ma fino a marzo del 2019, fino adesso. Quindi nel 2018 fino al marzo 2018. Abbiamo iniziato a marzo 2018 e finito a marzo 2019, un anno di tirocinio. Quindi l'unico reddito insomma, che c'era era questo tirocinio, ecco, questi soldi che venivano da questi tirocini, 500 euro al mese. Quindi vi è rimasto praticamente da marzo 2019 ad oggi, voi lo percepite però questo reddito? No, assolutamente, il reddito di cittadinanza sì. Di cittadinanza, il reddito di cittadinanza. Sto dicendo, lo però cosa succede? Io adesso ho fatto fare anche l'ISEE corrente, chiaramente mi è sceso di tantissimo l'ISEE rispetto a quello presentato a gennaio del 2019.
Perfetto, perché non vi portate dietro il reddito? Molto probabilmente perché hanno sommato praticamente questo tirocinio formativo retribuito, sebbene senza contributi, vostro. Esatto. Avete fatto Quindi l'ISE corrente che praticamente vi fotografa adesso qual è la situazione attuale di quello che voi prendete. Questo è uno di quei casi che conviene, in attesa degli aggiustamenti di legge che stavamo dicendo, presentare per voi che avete nel passato molto recente avuto reddito sebbene non con contributi, però l'avete avuto questo reddito, avete fatto bene a presentare l'ISE corrente, perché l'ISE corrente in questo momento è premiale rispetto all'ISE ordinario, perché l'ISE ordinario... Ma a chi devo presentarlo? Devo andare all'INPS? Non ho capito. Ma lei l'ha già fatto l'ISE, credo? No, l'ISE Io ho fatto 2020 l'ISE per corrente forza l'avete fatto. Come? L'ISE 2020 lo avete già fatto e prodotto. Esatto, sì, è prodotto E quello. allora è finito. Avete fatto l'ISE corrente? L'ISE corrente l'ho fatto adesso da 2 giorni. No, allora, cioè, non Voi ho avete capito. presentato l'ISE 2020 ordinario A gennaio, quando ci è stato richiesto per poter rinnovare il reddito di e avete visto delle differenze rispetto all'ISE corrente? Certo, di tanto. E allora voi avete presentato una situazione dei redditi data dall'ISE, l'avete presentata a gennaio 2020. Esatto. Avete fatto bene a presentare l'ISE corrente perché se la situazione socio-economica muta anche solamente con il reddito che viene certificato, voi siete obbligato, se avete richiesto e naturalmente poi ottenuto la certificazione ISE corrente 2020, a depositarla stesso mezzo con cui avete chiesto il reddito di cittadinanza, perché sappiamo benissimo che ogni variazione entro 30 giorni deve essere comunicata. Quello che noi dicevamo nel corso delle trasmissioni, abbiamo detto che siccome c'era questo difetto di legge, anche l'INPS si è adeguata dicendo non c'è bisogno che voi me lo presentiate a gennaio perché vi paghiamo gennaio e vi paghiamo pure febbraio in attesa che voi mi fate l'ISE 2020, per cui c'era anche tempo per farlo. E naturalmente voi avete fatto bene, ma avreste pure potuto non presentarlo prima e presentarlo dopo, soltanto l'ISE corrente perché è diciamo premiale dal punto di vista della certificazione del reddito, per cui avete fatto bene. Voglio ricordarvi che per voi è premiale e siamo in attesa appunto che aggiustino questo, diciamo, questa distonia, questa anomalia proprio nella legge, perché a voi vi siete trovato con un reddito adesso inferiore, però c'è gente che nell'ISE è stato calcolato anche tutto quello che aveva percepito a titolo di reddito di cittadinanza e l'ha messa a reddito. Per rispondere al nostro telespettatore, quindi avete fatto benissimo. L'ISE corrente va presentato con lo stesso mezzo. Questo è uno di quei casi in cui è meglio presentare l'ISE corrente e non l'ordinario. Quindi se avete fatto la domanda tramite il CAF, attraverso il CAF, se l'avete fatto attraverso la posta, la posta, ecco quindi lo stesso mezzo con cui avete fatto la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza. Ho capito. Va bene, gentilissimo. Grazie a lei. C'è ancora un anno, il primo compleanno del reddito di cittadinanza, ma in questi 12 mesi insomma, è stato un po' stravolto, no? Sì, questi aggiustamenti in corso d'opera. È stato un po' stravolto perché ricordiamoci che questa è una norma di contrasto alla povertà, però nell'intento del legislatore era ed è una norma temporanea, provvisoria, perché nel frattempo avrebbero dovuto assicurare ai richiedenti un posto di lavoro. Mo' si sta, diciamo, sta passando da provvisoria a cronica.
acronica. Nel senso che se il contrasto c'è e non si risolve in qualche maniera, diverrà una fonte, cioè, chiamiamola come vogliamo. Ecco perché tante misure, come andiamo a vedere anno per anno queste somme corrisposte fiscalmente o a reddito, come le dobbiamo considerare? Ecco perché si è stati anche impreparati, perché questa è una norma provvisoria, Ecco, che però sta già ha compiuto un diventando anno, però, definitiva. però questo, ecco, diciamo Rischia che di diventare definitiva, insomma, se rischia in di effetti... diventare definitiva, però questo, ecco perché ci sono queste un po' diciamo, devono aggiustare man mano, siccome la situazione si sta, ecco, sedimentando in questo modo qua, quindi gli accorgimenti li faranno in corso d'opera, in corso d'opera, come insomma, ormai spesso, siamo abituati, come no, spesso accade. a dare insomma, aggiornamenti per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Speriamo che si aggiustino insomma, queste distonie. Ci sono delle misure attuali delle quali noi torniamo ad occuparci, che riguardano il fitto casa e la morosità incolpevole. Sì, lo abbiamo Ok? detto perché è una misura molto importante per quanto riguarda il contributo fitto casa, che non è uguale alla morosità incolpevole, anche se riguardano la stessa fattispecie. Il contributo fitto casa sappiamo che è un ausilio al canone di locazione da corrispondere al proprietario. Ne parliamo tra poco perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove chiama? Buongiorno, da Cosenza. Benvenuto intanto, prego. Io chiedo scusa se non riesco a parlare bene, ma ho dei problemi. Non si preoccupi. Prego. Allora, Pierpaolo, ciao, sono Fernando Iorio. Ciao. Sì. Ciao. Piacere Come di sentirti. tu ben sai, Bene. 4 anni fa iniziai un percorso molto Racconta, ecco, racconta la tua storia, che è una cosa particolare. molto particolare. Ora, diagnosticarono un Parkinson. Lui realtà, scusa che ti interrompo, tu sei stato valente. Valente fino al Hai fatto parte 2016. delle forze dell'ordine con compiti anche particolari. Però c'è stata questa diagnosi Però 4 anni fa. purtroppo molto giovane, Ha avuto una diagnosi di Parkinson, mi pare di aver... molto aggressiva. Sì. Poi cosa è successo? Poi molto rapidamente la malattia è progredita. Quindi mi sono affidato alle cure di un ospedale specializzato in Pavia, ospedale Mondino, neurologico, una fondazione per l'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico. E loro, dopo 2 ricoveri, hanno scoperto che io avevo una rarissima malattia genetica chiamata NBIA, che vuol dire Neurodegenerative with Brain Iron Accumulation. Quindi è un parkinsonismo con ferritinopatia, accumulo di ferro nel cervello. Mi spiace dire queste cose pubblicamente, ma dovevo porre la domanda al mio amico Pierpaolo, e visto che non riesco più a vederlo perché non sto più da dove lui sa, o meglio sapeva. Allora, quale domanda? Allora, visto, ne approfittiamo in diretta, l'avvocato, quale domanda? No, come no? Prego. Io vorrei sapere se con una malattia invalidante come la mia, che mi impedisce anche di parlare bene sul tempo, non riesco più a camminare, soffro di cadute continue, distonie dolorosissime al collo
e quindi tutta un'altra serie di problemi legati a questa malattia. Io vorrei sapere se l'INPS, che mi visiterà il 10 di marzo di questo anno, potrebbe concedermi tutto quello che mi serve. Deve, secondo me. Allora, In questi casi, deve, e mi faccio parte diligente perché hai fatto bene a raccontare la tua storia, perché stiamo parlando di vita quotidiana, per cui la vita, cioè le vicissitudini della vita sono quelle che tu hai avuto, diciamo, la dignità e il coraggio di dirle naturalmente in diretta televisiva. Sicuramente ti spetta tutto, dall'indennità di accompagnamento all'esenzione dalla diagnostica e dai protocolli terapeutici, e dal momento che tu il 10 marzo dovrai recarti, io avrò molto piacere se ti accompagno e devo dire che io l'ultima volta che ti ho visto deambulavi, ecco, per cui sapevo dalla patologia, però che poi questa degenerazione purtroppo in persone molto giovani, diciamo, sono cose molto particolari. Tutte le provvidenze di legge devono esserti naturalmente concesse. E quindi la commissione di prima istanza che ti valuterà naturalmente te li accorderà. Bisogna stare semplicemente, avrai acquisito copia della domanda che ha fatto il tuo medico curante all'INPS. Certo. Perché bisogna andare a vedere bene che, perché poi l'INPS, indipendentemente da quello che è i fatti, quelli che è la patologia, il medico curante bisogna andare a vedere dalla copia che tu hai del certificato che ha mandato online se è esattamente ha scritto le patologie e quello che tu richiedi, perché poi indipendentemente dalla... E quindi questo ci tranquillizza, perché il dato formale, indipendentemente da quello che dice poi la commissione di prima istanza dell'INPS, è importante, è importantissimo, perché magari se ha chiesto una cosa il medico che, diciamo, non c'entra niente con quello che tu vuoi ottenere, diciamo, ecco, però già mi stai rassicurando e quindi non c'è assolutamente nessun problema. Tutti, diciamo, queste prestazioni di legge ti verranno con decorrenza dal momento della domanda. Cioè, questo senz'altro, per cui... Quando è stata fatta la domanda? 18 novembre. Dal 18 novembre, quindi retro daterà tutte le prestazioni. Ma 4 anni fa c'è stata la diagnosi, ho capito 4 male? anni fa c'è stata la diagnosi, però non so se c'è stata qualche richiesta di prestazione. In questo caso allora, fino a quando non c'è stiamo... stata la richiesta? No, però diciamo che dipendente pubblico, quindi con un certo reddito, l'invalidità al 100% non è stata subitanea. Con una diagnosi così? Sì, perché è degenerativa, sì. Quindi mi ricordo bene, non è stata immediata del 100%, è cioè degenerata. Con una malattia neurodegenerativa? Sì, però è degenerata. Molto velocemente. Molto velocemente, però non è stata subito. Ecco, molto... No, tu pensa, posso? Sì. Certo. Tu pensa che l'INPS intanto ha rifiutato un'istanza integrativa del mio medico curante che diceva che io dovevo chiedere la visita a domicilio, insomma, no? E con un semplice SMS il dottor Cantaro, mi pare che si chiama,
Ha detto si decide che dall'esame clinico e obiettivo dei documenti da lei, dal suo medico curante forniti, non si evince la condizione di intrasportabilità. Vabbè, questi sono Vabbè, io abusi, ci sono vado con la abusi. carrozzella e finiamola lì. Sì, infatti Questi sono abusi che comunque mi faccio parte diligente e naturalmente si guarderanno tutte le carte. entro il 10 avrò premura di venirti a trovare perché con la documentazione, perché questi sono classici abusi. La documentazione medica non spiega assolutamente, Certo. perché il range, il nome della patologia ha veramente un range di gravità a massima gravità, con la stessa patologia. 1/7 sono su 1.000.000. Certo. Per Quindi cui adesso lo si valuterà, insomma. specialista, a parte che si deve andare a leggere di che cosa stiamo parlando, perché Certo. altrimenti, siccome sono malattie un po' particolari, e quindi che cosa va a vedere. Questi sono abusi che comunque vedremo se possono trovare soddisfazione Certo, in modo diverso, risarcitorio naturalmente, perché è chiaro, noi solo perché con le armi legali sappiamo muoverci. intanto do un abbraccio al nostro... In bocca al lupo, al veramente nostro... forza Grazie, e grazie di questo intervento, e grazie perché la vita reale è proprio questa. Un abbraccio, Grazie un a voi abbraccio. di cuore, grazie. E poi Vi chiaramente voglio saremo bene. informati sull'esito, perché l'avvocato, insomma, ha detto che seguirà questa vicenda da vicino. Non E l'ho mai quindi- fatto per Grazie, nessuno vi in voglio tanti bene, anni, arrivederci. però veramente. Grazie Siete davvero. sempre il numero uno. Grazie a lei, quindi noi saremo grazie. informati su questa vicenda. Io, avvocato, le ripeto, una diagnosi fatta 4 anni fa, insomma, è una diagnosi abbastanza pesante, e insomma questo nostro telespettatore oggi va a visita per ottenere quanto gli spetta di diritto. Quando gli perché spetta questo di è diritto? ecco. Allora, purtroppo, lo sto dicendo nel Meridione perché non conosco le realtà in altre zone d'Italia, manca il territorio, nel senso che quando il sistema sanitario nazionale calabrese, perché stiamo parlando della Calabria, ha una diagnosi, il soggetto comunque va seguito, nel senso che il soggetto, nel caso di specie, da solo, se non ha un ausilio, diciamo, tecnico, quindi competente della materia, è possibile che che deve essere lasciato solo. Come dicevo prima, tutte queste prestazioni sono impulso di parte, ma sappiamo benissimo che impulso di parte significa non è che tutti i cittadini della Calabria sono avvocati e commercialisti o che sanno esattamente come muoversi in ambito previdenziale, e sono persone che hanno altre attività che non devono conoscere come ci si muove quando succedono questi determinati eventi della vita, per cui come sempre, come dico sempre, in Calabria, scusatemi, ci sono i cittadini di Serie A e di Serie B. Statevi tranquilli che chi è abbiente, che ha molti soldi, non si viene a curare qua. Quindi non ha i problemi di cui stiamo parlando riguardano solamente i cittadini di Serie B, dove siamo anche noi. Purtroppo. E questa è la situazione. Poi chi dice il contrario, il telefono è in sovraimpressione e può dire perché non funziona in questo modo in Calabria. Certo, torniamo, avvocato, a chiudere il discorso sulla morosità. Sì, stavo dicendo, è in piedi, quindi tutti coloro che hanno un contratto di locazione regolarmente registrato, perché sono norme anti-elusioni fiscali, ad andare a chiedere presso il comune dove è ubicato l'immobile che abitano, la prima, quindi casa di prima abitazione, la domanda affitto casa 2020. Quindi questo è affitto casa. La morosità incolpevole, sempre comune dove è l'immobile,
fino a 8.000 euro vi danno per pagare, perché sappiamo che il contributo fitto casa è arrivato a percentuali molto basse. Certo. La morosità incolpevole vi danno fino a 8.000 euro per coprire la morosità. Allora, noi Lo spieghiamo bene come dovete fare, volta. perché è importantissimo. Allora, noi chiaramente siamo in chiusura, intanto diciamo un flash, ci sono i decreti attuativi per il I salvataggio. decreti attuativi per il fondo salva case, Ecco. emanato il decreto il 24 dicembre 2019, sono stati emanati, che spieghiamo come evitare di far andare all'asti i beni, prima casa di abitazione. Allora, ci dobbiamo fermare, quindi promesse, noi le promesse le manteniamo. Le manteniamo prossima sempre, settimana cerchiamo sempre di mantenerle. Partiremo da questo, intanto io la ringrazio Avvocato sempre per i grazie preziosi consigli e come sempre grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.